Non ce l'ha fatta Federica Soncin, la 59enne di Portogruaro ricoverata da sabato sera scorso a Mestre dopo essere stata trasferita da Portogruaro e spentasi questa mattina dopo lo scontro frontale a Fossalta di Portogruaro in località Vado contro l'auto condotta da un 29enne friulano di Latisana. La 59enne che viaggiava come passeggera nell'auto guidata dalla figlia è morta per le gravissime ferite riportate nell'incidente frontale avvenuto all'incrocio tra via Fermi e la statale 14 e avvenuto durante un sorpasso. Rimangono gravi anche le ferite per la figlia di 28 anni. Federica Soncin, originaria di Concordia, si era prima trasferita a San Donà di Piave, poi a Fossalta, titolare di una ditta di videogiochi di San Biagio a Fossalta, fondata dal marito con cui abitava a Santa Rita in una villetta vicino alla chiesa.